Ricordarci che abbiamo in mano una vita. Apprezzate la vita, non sprecatela, non lasciatevi ingannare dalla falsa felicità momentanea della droga o dell'alcol. L'arcivescovo Francesco Montenegro si rivolge ai giovani, ma anche agli adulti. Ad ascoltarlo sono un gruppo di studenti e insegnanti del liceo classico Empedocle di Agrigento. L'occasione è l'incontro, il nono dei 13 programmati con medici e psicologi, organizzato dall'assessorato alle politiche sanitarie del comune di Agrigento. Da Montenegro l'esortazione a rispettare e valorizzare il dono prezioso della vita. Il Vangelo ci dice che la vita è un dono prezioso e che questo dono va, rifacendoci alla parabola dei talenti, no? Bisogna farlo fruttificare e quindi mettersi in campo da protagonisti, noi adulti insieme ai giovani e giovani insieme a noi adulti, per poter reinventare una vita più umana, delle relazioni più vere, senza quei surrogati che stanno distruggendo la vita. Vite talvolta sprecate e gravidanze interrotte in fase embrionale. L'ultimo caso è il ritrovamento del feto morto tra i rifiuti speciali dell'ospedale di Sciacca, sul quale si sofferma l'arcivescovo Montenegro. Questi fatti sono la conseguenza di quelle piccole scelte che sembrano indolori. Il rispetto dell'altro, l'anziano che non conta più, la donna che non viene rispettata, e possiamo continuare una lunga litania. Poi si arriva a questi casi estremi, ci meravigliamo che succedono questi casi estremi, ma non ci sentiamo responsabili anche di questo feto che è stato messo lì, perché se il contesto fatto da noi è tale che una madre è costretta a gettare il bambino o si libera del bambino in questa maniera, vuol dire che l'aria che si respira non è delle migliori. L'assunzione di droghe e alcol è sempre più pericolosamente diffusa tra i giovani, al punto da diventare normalità quotidiana, rileva il responsabile del CERT di Agrigento, Renato Andreani. Vengono viste come di tipo ricreazionale praticamente e non più come delle sostanze tossiche da parecchie persone, cioè il volere fare, entrare nella vita quotidiana delle sostanze che sono particolarmente pericolose, come poter convivere con delle ubriacature, ad esempio, oppure con delle assunzioni di sostanze e poi praticamente rientrare nella normalità quotidiana con la frequenza scolastica, quello che è il lavoro e tutto il resto. Parlarne per sensibilizzare, informare e prevenire l'obiettivo degli incontri, così come afferma l'assessore Giuseppe Gramaglia. Noi cerchiamo di far ritornare da parte dei nostri giovani un riconoscimento di quei valori, i valori della solidarietà, dell'affetto, i valori che ci hanno aiutato a crescere nei tempi che furono, in maniera tale che si possa trovare, grazie a questi elementi di correzione, come questi incontri di oggi, una società migliore per il nostro futuro. Agrigento ha bisogno di rinascere, prima che da un punto di vista politico, prima che da un punto di vista amministrativo, bisogna che si rinasca da un punto di vista delle coscienze.